Firmato oggi a Palazzo Ferrofini il nuovo contratto dei servizi della Regione Veneto alla presenza del presidente Luca Zaia, del ministro delle infrastrutture del Rio, della D di FS Mazzoncini e della D di Trenitalia Iacono. Un contratto da 4,4 miliardi che prevede di portare entro il 2021 l'età media del materiale rotabile sotto i 6 anni, un'età invidiabile nell'intero continente europeo. Su 150 treni saranno 78 i nuovi arrivi, 47 rock e 31 pop. Treni più scattanti di un Frecciarossa, adatti alle molte fermate dei regionali, fabbricati con il 97% di materiale riciclabile e con un dispendio del 30% in meno di energia. Un servizio smart con treni dotati di wifi, telecamere, 18 posti bici, display, sensori di temperatura e con la capienza di 800 passeggeri. Un investimento che vuole così aumentare i viaggiatori sulla tratta regionale e che con il provvedimento per la soppressione di 84 passaggi a livello già pianificato rivoluziona la situazione insostenibile vissuta fino al 2010. I 78 nuovi treni sono stati pagati per la prima volta da Trenitalia con i Green Bond ed entreranno in servizio a partire dal 2019. Fisherman Channel News, Venezia.